è il tuo momento. È tempo di spot? Cosa devi dire? Allora, è spot, quindi faccio lo spot. Mia mamma non è molto coopertiana, neanche i miei genitori in generale, nel senso che mi hanno sempre insegnato che nella vita e nel gioco, per loro, e me l'hanno trasmesso, bisogna sempre cercare di vincere. Era un po' più radicale di me, vinci. Diciamo che cercare di vincere. Quando sono partito con questa avventura non l'ho considerato un gioco, assolutamente. Per cui ho razionalizzato e ho cercato di capire cosa si poteva veramente fare. Allora, facciamo così, non entriamo nel vincere o non vincere, entriamo invece in quello che si può fare. Io credo che tutti, ma non io, tutti, nella vita si abbiano due scelte. O accettare la situazione in cui si è, o cercare di prendere, non posso dirlo, prendere il coraggio, ho cambiato, prendere il coraggio tra le mani, giocarsela e cercare di cambiare la vita. Personalmente, da imprenditore, ho pensato più di una volta, potrei farlo, di delocalizzare, andare all'estero e sicuramente mi converrebbe. Ma mi converrebbe tanto anche. C'è un problema però, questa è casa mia. In realtà abito al balcone solo da 11 anni. Comunque è questa casa mia in senso più astratto. Amo casa mia e vorrei che i miei 3 figli potessero crescere qui con un futuro che oggi non c'è. Non so se voi per i vostri figli vedete un futuro in quest'Italia. Siamo realmente alla bancarotta e siamo tenuti in piedi soltanto per artifizi e raggiri fatti dalla BCE. Un avvocato, se ci sono avvocati qua in sala, sanno che artifizi e raggiri vuol dire truffa. Noi siamo in piedi solo con delle truffe. Siete d'accordo? Lei stava ridendo, quindi forse è d'accordo. Oppure vuol dire che sta bene in quest'Italia. Io onestamente non sto bene in quest'Italia. Assolutamente. Siamo alla canna del gas e siamo già saturi. Manca tanto così per saltare. E ricordatevi che la Grecia è a un tiro di schioppo e non manca tanto alla fine della Grecia. In questo momento siamo in piedi solo e esclusivamente perché il default dell'Italia creerebbe un default a catena a livello europeo e quindi dopo l'Europa c'è il resto. Quindi il concetto è questo. Io credo fortemente, fermamente che si possano risolvere ancora i problemi, ma per risolverli bisogna essere radicali. Ho 1 minuto e 15, quindi posso andare avanti. E torno al primo punto. Cosa vuol dire indipendenza? Dimenticatevi che voglia dire quella frase becera, fuori il Veneto dall'Italia, questo non ci compete. Un vero indipendentista, la prima cosa che fa è sapere anche la storia del proprio territorio e del resto della penisola. Personalmente credo che un Veneto indipendente aiuterebbe non solo il Veneto, ma tutta l'Italia a crescere. Perché una volta senza l'assistenzialismo determinato dai soldi del Veneto e della Lombardia, gli altri regioni dovrebbero alzarsi le maniche e fare esattamente quello che facciamo noi, poentoni, scarpe grosse e ce l'abbiamo finito. Andare avanti a lavorare perché è il nostro modo di essere e si può fare. Non siamo così matti da pensare che sia utopia, perché altrimenti non ci proveremo neanche. Quindi è solo una questione di scelta. Se volete provare a cambiare, dateci una mano. Applauso. Grazie.